Stavo passeggiando con il cane, faccio due passi più in là, sento urla di dolore e sono andato avanti, ho detto non sapevo della cosa e mi sono preoccupato. Ma verso che ora era? Verso le 6:30. Le urla erano di Adriano Armellin, l'83enne ammazzato di botte da un 36enne rapinatore marocchino ieri sera in questa casa di via Schirati a Pieve di Soligo. E le macchie di sangue sul muro raccontano la violenza inaudita che si è consumata su queste scale, accentuata da questa corda che l'aggressore omicida ha utilizzato per bloccare il pensionato, che ha urlato chiedendo aiuto finché non ha perso i sensi. Sono gli istanti più cruenti di una sera di follia dove un uomo ha perso la vita per un pacco di surgelati, qualche merendina e pochi spiccioli. Bottino peraltro perso dal rapinatore nella fuga terminata con l'arresto grazie al pronto intervento di un vicino. Saranno i carabinieri a ricostruire la dinamica dell'aggressione con rapina diventata omicidio. Questi oggetti etnici e questa borsetta di tela farebbero pensare che il marocchino ieri sera abbia suonato il campanello di Casa Armellin e che forse il rifiuto di acquistare la merce abbia innescato la follia omicida, probabilmente accentuata dall'alcol o da stupefacenti, con il 36enne che avrebbe preso la testa dell'anziano sbattendola ripetutamente sul muro. Poi l'avrebbe legato con l'obiettivo di farsi dire dove stavano i soldi e preziosi in casa, continuando a percuoterlo ad ogni grido di dolore. Sevizie continuate almeno per un'ora, fino a quando uno dei figli di Armellin, non avendo risposta al telefono, si è presentato alla porta trovandosi di fronte il corpo del padre massacrato. Nel frattempo il rapinatore salito al piano superiore avrebbe rovistato in giro per poi prendere dei surgelati dal frigo e delle merendine dalla dispensa e poi fuggire da questa terrazza lanciandosi su questo giardino. La caduta da 3 metri gli procura una distorsione al piede, mentre nella fuga viene intercettato dal vicino che, insospettito, prima lo blocca davanti a questo cancello e successivamente riesce a fermarlo definitivamente nella legnaia di questa casa disabitata. Ieri io andavo a casa, era due ambulanze qua e due ragazzi che pulavano il muro di quella casa e aveva uno là dentro che urlava, solo questo che ho visto. Dopo è arrivato carabinieri. Armellin viene subito ricoverato al Cafoncello in condizioni disperate, dove cessa di vivere senza riprendere più conoscenza intorno alle 11 di questa mattina. Ricovero anche per l'omicida e successivo trasferimento a Santabona, dove si trova rinchiuso con le accuse di tentata rapina aggravata e omicidio preterintenzionale.